Ma dai, dovevi aiutarmi? Trasloco finito. Certo, è da rimodernare un po', però... Stanca, eh? Non ti affaticare troppo. Sia mai che chiudere la porta possa stancarti. Angela, è sabato sera. La gente esce. Certo che le serate che facciamo noi, un turbine di adrenalina. Ma io sto lavorando. Il fine settimana poi, follie, Non giornate vorticose, avventure. Non siamo i predatori dell'arca perduta. No, No, e si dà il caso che io sia nel bel mezzo di un trasloco in cui tu avresti dovuto aiutarmi, giusto? giusto, Quindi non puoi pretendere che accadano mirabolanti avventure, giusto? giusto, però un po' Di che cosa, Emma? ma non lo so, di un dato anomalo. Il dato anomalo è che tu sei qui a farti la maschera per il viso nel bel mezzo del mio trasloco. Ma io voglio uscire. Vai, esci, chi ti trattiene? Prendi, ti vesti e te ne vai. E qua sei solo d'impiccio. Sì, e dove vado? Vai in una discoteca, in un pub. Discoteche, pubs, ti prego. E dopo con chi? I soliti. Che noia. Non lo so, esci con quel tuo collega che ti fa il filo. E dopo usciamo, andiamo a bere una roba e ci prova. O magari non ci prova nemmeno. Che noia. Senti, prendi il computer, cerca qualcosa da fare in città che qua mi sei solo d'impiccio. E stai attenta che mi manchi tutto. Allora, c'è un concerto di Minghi, 40 euro, comprensivo dei diritti di prevendita. Il cappio per impiccarsi è incluso? No. Serate latinoamericane, pubs, no, basta. Cinema, ecco, magari andiamo al cinema. Bene, andiamo al cinema. Tanto ho capito che non mi fai lavorare. Andiamo. Vediamo un po'. Appuntamenti in città.
Angela, ma questa è via Gramsci? Sì. Numero 6? Interno 1. Sì, Emma. Qui dice che a casa tua aveva un omicidio. Vero? Prima o poi ci sarà. No, stasera. Sì, stasera. Sì, credi, c'è scritto qui, sabato 21 dicembre, in via Gramsci, numero 6, interno 1, avrà un omicidio a mezzanotte in punto. Va bene, Emma. No, leggi? Senti, Emma, io stavo lavorando, ho smesso perché tu volevi andare al cinema, quindi adesso alzi quel tuo cellulitico culo dal divano e andiamo. Leggi. Sabato 21 dicembre, in via Gramsci, numero 6, interno 1, avrà un omicidio a mezzanotte in punto. Hai scritto tu sta roba, dai, andiamo. Io? Ma mica eri pazza fino a questo punto. Sì. Io non ho scritto questo annuncio. Allora si tratterà di un errore, sarà quelle serate con delitto e ho sbagliato l'indirizzo, andiamo. Sì, ma ci sarebbe scritto dove telefonare in app per prenotare. C'è un errore nella pubblicazione, mancano i riferimenti, andiamo. Ma risulta il tuo indirizzo. Sei così, andiamo. Ah, io non voglio più uscire. No, Sara, tu adesso esci, perché se non esci l'omicidio verrà prima, ma molto prima di mezzanotte. Ci siamo capiti? Sono pronta, in 5 minuti. Sì? Sono Maria Teresa Longaretti, Chi? per gli amici Terry. Buonasera. Buonasera, sono Maria Teresa Longaretti, per gli amici Terry. E qui che verrà l'omicidio? Come sono contenta! Sa, io sono una vera appassionata di omicidi. Oh beh, non mi fraintenda, sa, intendevo dire di gialli. Ho letto tutto di Agatha Christie, di Conan Doyle, una lussuosa. Una residenza, un misterioso cadavere in biblioteca, ucciso con un colpo a testa da una mazza da golf o da croquet. Chi sarà poi l'assassino? Non bisogna farsi sfuggire ogni minimo indizio, bisogna far lavorare le cellule grigie, come dice Poirot. Senti come ti si riempie la bocca al solo pronunciarlo. Wow, io sento di avere dentro di me una parte di Hercule Poirot, ma anche di Sherlock Holmes, di Miss Marple, ma soprattutto di Jessica Fletcher. Io mi sento come la signora in giallo. Lei crederà che io sia pazza? Oh no, ne sono convinta. Il cadavere! Come il cadavere? Sono Emma. Emma! Oh, mi scusi, ma l'ho vista con la faccia tutta. Scusi, da quando è che i cadaveri camminano? Non sa, ma ci sono alcuni casi in cui l'assassino ha fatto finta di essere la vittima, ma si tratta di gente. Per favore. No, lasciala finire, è interessante. Interessante, Emma, vatti a togliere quel rigurgito dalla faccia, che stasera finisce male. Scusi, che fa? Sferruzzo. Miss Marple, in Il delitto di Caraghi, ha risolto tutto il misterioso omicidio seduta, sferruzzando. Sì, ma qua non è ancora successo nessun misterioso omicidio. Mi porto avanti col lavoro. Senza... Terry, A me dispiace che lei non possa stare qua a sferruzzare, ma io e la mia amica Emma stiamo uscendo, quindi se gentilmente vuole mi accomodarsi... scusi, ma no. Bussano. La porta, cara. Buonasera. Oh, ma chi è? Ah, boh. Prego, si accomodi, faccia pure come se fosse casa sua. Scusate, sono molto imbarazzata per la situazione. Oh, se non fosse stata sul serio sarebbe rimasta a casa. Angela. No, ha ragione, ma non sarei mai riuscita a rimanere a casa. Come la capisco? Pure io appena ho letto l'annuncio mi sono detta non posso perdermi un omicidio e mi puro stineggiato. Omicidio? Non ci sarà alcun omicidio. Come non ci sarà? No, Ma scusi, non è stata lei a mettere quell'annuncio? io? No, E chi allora? Lei lo sa. lo suppongo. Ah,
Ma non si può procedere solo con le supposizioni, mia cara. Bisogna raccogliere degli Per indizi, favore. Diceva? Credo si tratti del mio ex fidanzato. Oh mio Dio, lei lo ha lasciato e lui la vuole uccidere. A casa mia. No, lui ha lasciato me, ma mi ama follemente. Ah, allora lui si vuole suicidare. A casa mia. No, Mi scusi, ma i pezzi non collimano. Cosa c'entra allora l'omicidio? nulla. Credo soltanto che sia un messaggio in codice per incontrarmi. A casa mia. Giovanni è un tipo molto orgoglioso e non l'avrebbe mai detto apertamente. Interessante. Interessante. Sì, molto interessante. E da questo lei deduce che l'autore di quell'annuncio sia in effetti... Lo so che sembra assurdo. No, perché? Per capire dovreste conoscere la mia storia, il nostro rapporto, me. Ve lo racconto? Anche no, grazie. Bene, visto che siamo qui. È importante conoscere tutte le persone coinvolte in un giallo. Prego. Io sono fortunata, amata, molto. Onestamente, guardandomi intorno, mi sento quasi in colpa per tutto l'amore che la vita mi ha dato. Il mio analista dice sempre che devo smetterla e semmai sentirmi riconoscente. Riconoscente, ma lo sono sempre stata, riconoscente. Certi valori lì della famiglia, un fatto di educazione. Mi rivedo da bambina, zitta, sul sedile della macchina, la strada tutta curve, la fronte fredda, madida di sudore e io che non osavo stare male perché mio padre andava a sognare che io stessi male, perché quando apri qualcuno non tolleri che stia male. Crescendo, capisci, apprezzi e sei riconoscente. Io non sono mai stata quel tipo di donna che ha cercato l'amore, che ha cercato un uomo, no! No. Mai! Mai. L'amore non si cerca! No. Ho fatto le mie scelte, come persona innanzitutto, pensando alla mia realizzazione come donna. Non è che siamo nell'Ottocento che se non ti sposi sei zitella. Forse è per questo che l'amore nella mia vita è arrivato in maniera graduale. Il tempo passa, passa, passa. E a 30 anni ho incontrato lui. Giovanni. Giovanni mi ama in un modo che... Giovanni per me si caverebbe un occhio, prenderebbe una pietra e lo schiaccerebbe quell'occhio. E lo farebbe per me. Perché mi ama! Infatti, ha detto che ha bisogno di una pausa. Di allontanarsi da me. Perché sta talmente bene con me che non sa se mi ama. Quindi mi sento in colpa. Ha ragione il mio analista, devo smetterla di sentirmi inadeguata a tutto questo amore. Ma sì, vi siete lasciati da poco? Sì, da 6 anni. 6 anni? Sì, e io in questi 6 anni l'ho cercato sempre. Fuori dall'ufficio, sotto casa, ed è arrivato al punto che quando mi incontrava per strada si stravolgeva in viso e scappava via. Non ce la fa a guardarmi. Tenero. Allora ho cominciato a telefonarmi. E lui, evidentemente sconvolto dalla passione nei miei confronti, mi ha risposto e mi ha detto: se io ricevo ancora un solo tuo cenno di vita, io ti ammazzo! Amore e morte, mi adora troppo. E da questo lei deduce che l'annuncio è stato scritto per lei. È interessante. Interessante? Sì. Interessante un cazzo. La prego, non sia scurrile. Lei è aggressiva, lo sa? Io sarò anche aggressiva, ma questa è una pazza paranoica ossessiva. Come si permette? Io non sono un pazzo paranoico ossessivo, va bene? Quelle sezioni l'ha scritta Giovanni per me, perché mi ama! Adesso via, ma che cosa un orgasmo? No, un'iperventilazione! Vai lì per vedere. Ho bisogno del tuo spray! Spray. Sinceramente per il momento non possiamo escludere nulla. Dobbiamo aspettare per tenerci ai fatti. I fatti, appunto. I fatti sono che questa, fino a
prova contraria è casa mia. Quindi se qualcosa dovrà accadere, la farete accadere fuori di qua. Sulle scale, sul pianerottolo, per strada. Non mi interessa, ma fuori di qua. Quindi se gentilmente volete farmi il piacere, prego. Condoglianze, Coraggio. ne siamo tutte molto vicine. Si pensa sempre di essere preparati. Poi invece è arrivato il momento. Ci si rende conto che il peggio è dopo. Su, è la vita, sa. Oggi a lei, domani, non so, a lei. Scusi, perché indica a me? Ma no, sa, io intendevo genericamente. Se intende genericamente, indichi genericamente. Ma sì, siamo tutti sotto lo stesso cielo. Infatti, non si sa mai cosa ci riserva il domani. La vita, sì. Ieri c'era, oggi non c'è più. Su, bisogna rassegnarsi. Se ne faccia una ragione. A tutto c'è rimedio, purché alla morte. Allora, lo fa apposta lei. Così non riusciamo a vivere, però. Le vado a prendere qualcosa da bere, Su. Venga, si accomodi. Mi scusi, signorina, non è che ci sarebbe qualcosa da bere per la poveretta sul fortarello andante, però la vedo sconvolta. Ah, grazie. Gentilissima. Sa, ha fatto bene a sfogarsi. Il mio analista dice sempre che bisogna tirare fuori tutto, senza reprimersi. Ecco, beva questo, vedrà che si sentirà subito meglio. Ma scusi lei, no, volevo solo chiedere alla signora se fosse una parente. Di chi? Del morto. E quale morto? Quello che verrà ucciso. Per ucciso morto? Ma no! Il ma sarà vivo. Chi? La vittima, il morto. Il mio fidanzato Ex fidanzato. È andato? ormai da 6 anni. Povera figlia. Ma lei mi ama, lo sento. Le persone care che sul cielo ci stanno sempre vicino. Cosa ha capito? Ma non è morto. Non è morto? No. Semmai l'assassino? È morto l'assassino! Ma no! Ma chi è morto allora? Ma non lo sappiamo, speravamo ce lo dicesse lei. Ma perché dovrebbe dirvi io chi è morto? Se l'assassino o il suo ex fidanzato? Oh, sentite, qua non c'è nessun morto, assassino o fidanzato. C'è solo un manipolo di pazze maniache. Io che c'entro, scusi. Dato che lei è l'ultima arrivata di questa pittoresca comitiva, mi può dire che cazzo ci fa a casa mia in visita di condoglianze? Che turpiloquio! Ha ragione, scusi. Mi chiamo Edna Longoni e sono venuta qui perché ho letto quell'annuncio su internet e speravo di poter condividere la mia condizione con qualcun altro. Anche lei è stata vittima di un omicidio sotto cielo, no? Ho capito! E allora ho commesso un omicidio, Ah no, perché avrei dovuto commettere un omicidio? Ma scusi, lei ha detto. Oh, ricominciamo, sto per impazzire. Con calma, con calma. Quando io dico la mia condizione, intendo dire la mia condizione di lutto esistenziale. Lutto esistenziale? Esattamente. Ma scusi, quindi non è qui per l'annuncio dell'omicidio? Ma no, non penserete mica che abbia preso alla lettera quell'annuncio. Ah no? No, quale assassino pubblicherebbe il luogo ora del delitto? È assurdo. No! Non è affatto assurdo. È proprio come il delitto avrà luogo in cui l'assassino preannuncia tutto, ma proprio tutto l'impismato Per è stato favore. eccezionale perché quanta scoperta. Per favore! Ma quindi, secondo lei come andrebbe inteso quell'annuncio? Beh, io ho pensato che un'anima tormentata come me volesse comunicare ad altre anime affini la propria condizione di sofferenza interiore. Lei è depressa. Potremmo chiamare depressione, ma è di più, molto di più. Oh signore. Mi dica la verità, la terapia l'ha aiutata, perché il mio analista insiste sul fatto che io debba essere riconoscente, ma mi guardi e mi dica se non sembro riconoscente. Mi guardi e me lo dica, mi guardi e me lo dica, mi guardi e me lo dica! Sì, certo che lo è! Ma vede, dopo anni di analisi, psicofarmaci, neurologi,
sono messa a lutto. Vedova di me stessa, sono pirandellinamente morta ed è meraviglioso perché sono rinata. Ho risolto ogni conflitto con la figura paterna e materna. È svanita l'ansia. Ho normalizzato ogni aspetto della mia vita affettiva. Io dormo, vivo, amo, il tutto a lutto. Una filosofia in bilico fra esistenzialismo e dark. Per carità! E come paragonare a Kierkegaard e Schopenhauer, Deleuze e Kremer? Io nel mio lutto esistenziale rifiorisco. Sa una cosa, io la posso capire. È tutto talmente noioso, visto e rivisto. Meglio un lutto avventuroso che una vitalità attrita e ritrita. Lutto avventuroso. Credo sia una delle componenti fondamentali della mentalità di un assassino. Beh, anche lei è qui nella speranza che accada un lutto avventuroso, no? È un assassino. Io sono qui, mia cara, per ricomporre i pezzi di un puzzle. Signorina, gentilmente può tenermi questi e alternarli ogni 4. Certo. Grazie. Io intendo risolvere il mistero e portare alla luce la verità. La verità? La verità è che la vita si è involgarita da morire. Manca davvero di amore, di passione. Questo è vero. E per una donna poi è ancora più difficile. Una donna bisogna sentirsi amata, appagata. E quando questo non succede, si ritrova sola come un uomo, nevrotica come un uomo. Può darsi. Perdonate, potrò risultare anacronistica, ma una donna non è una donna senza un uomo a fianco. Sto per vomitare. Ha bevuto troppo? No, ho sentito troppe cazzate. Lei è semplicemente troppo scurrile. E lei è un'offesa ad anni di emancipazione femminile. Sul fatto che le donne si siano emancipate ai miei dubbi. Sognano tutte l'abito bianco, le foto, il matrimonio. Di essere ingravidate come giumente. Esattamente. Oh signore. Mi dica la verità. Lei è sposata? No, Fidanzata? nemmeno. Single? Lo sapevo. C'è qualcosa di male essere single? No, per carità. Questa è la società dei single. Tutti soli, frantumati, atomizzati. Beh, se ognuna di noi fosse fra le braccia di un amante passionale, certo non saremmo qui riunite per un omicidio annunciato su internet. Io non mi perderei un delitto per nulla al mondo. Anche lei è single. Mi frequento con un ragazzo, ma niente Single. di sé. Lei pure? Io no, io risulto ancora legalmente sposata con mio marito, che mi ha lasciato qualche anno fa per una 19enne ucraina conosciuta in chat. Sì, ho capito, ma non ha un uomo. Si sbaglia. Ho tutti quelli che voglio. Non so che effetto faccia, ma da quando sono a lutto, copulo come una cerbiata. Una cerbiata. Il mistero si infittisce. Mi domando se il nostro incontro sia casuale oppure ben congegnato ad arte. Beh, chiunque poteva leggere quell'annuncio e presentarsi qui. Giusto. Ma se l'assassino è bastito a questo diabolico piano, un motivo ci deve essere. Non penserà mica che avverrà un omicidio. Ma perché non dovrebbe, scusi? Io sono qui per vedere Giovanni. E chi è? È il suo ex fidanzato. Commenta che tutto questo sia un messaggio in codice per ritrovarla. E lei? Io credo che dovrebbero riaprire i manicomi. Ma no, dai, dillo. Che cosa ci fa lei qui? È casa mia? Mia? Sì, e io sono una sua amica. Ci stavamo preparando quando siete piombate qui. Curioso, davvero curioso. Non ho la minima idea di chi possa aver imbastito tutto questo. Questo è quello che afferma lei. Scusi, cosa intende insinuare? Niente, dico solo che a questo punto della serata ognuna di noi ha raccontato la sua verità. Ma dovremmo forse chiederci qual è la verità. Beh, il misterioso annuncio diceva mezzanotte, giusto? Giusto? Beh, non ci resta che aspettare. Non manca molto. L'artefice di questo macabro quiz ci darà forse qualche altro indizio.
diavolo. Buonasera. Buonasera. Lei è? Sono Giovanni Presta. Giovanni! Non è Giovanni! Ma si chiama proprio come lui? Non è che tutti quelli che si chiamano Giovanni sono i miei fidanzati! Le piacerebbe, eh? Angela, piacere. A cosa devo l'onore della sua visita? Sono un investigatore privato. Ho letto quell'annuncio. Ha sentito l'irrefrenabile impulso di aggiungersi a questa colorita comitiva. Esattamente. Prego, si accomodi. Grazie. Giovanni. Giovanni. Emma. Giovanni. Maria Teresa Longaretti. E quindi lei sarebbe un investigatore privato? No, perché io non ho mai sentito il suo nome. Sa, io sono un'esperta di criminologia. Ah sì? Sì, e mi baso sulle tecniche investigative di famosi detective quali Hercule Poirot, Sherlock Holmes, Miss Marple e soprattutto Jessica Fletcher. Vede, signorina, quelli non sono investigatori reali, sono personaggi romanzeschi. È davvero. Lo so benissimo che si tratta di personaggi romanzeschi, ma non per questo i loro metodi sono meno validi e stupidi. Senta lei! Non mi tocchi! Io sono una donna felicemente impegnata! L'ho vista! Col suo sguardo da maniaco! Io? Ma veramente lei che da quando sono entrato... Allontani questo maleficio da me! Oh mio Dio! Cosa vuole fare? Vuole andare oltre? Oh mio Dio! Aiuto! Che è andata con Cosa tutti fa? che deve fare? Si levi! È un po'! Si levi! Si levi! Oh mio Cosa fa? Aiuto! Alzatevi, Si levi! Si levi! Ma è pazza! Si calmi! Ma lei sta in salvo? Ma chi mi ha chiesto di salvarmi? E adesso chi ha? No, niente, vai di procrastinazione. Oh, questa volta no, eh? Scusate signore. Capisco che potete tranquillamente negarmi la vostra attenzione, ma posso farvi qualche domanda? Mi dispiace, signor Prosit. Prester. Non credo ci sia tempo per fare delle domande adesso. Meno di un minuto a mezzanotte, è vero? Già. Se ci sarà qualcosa su cui investigare lo scopriremo presto. Il nostro assassino ha scritto mezzanotte in punto. E mezzanotte in punto è... adesso. Ti ha spento la luce! Mi lasci! Che tocca, che tocca! Restate fermi, nessuno si muove dal proprio posto! Ha ragione! Fermi! Che scherzo stupido! State zitte, zitte! She give me catching all night long. She give me catching all night long. Mi spiace, signor Puciui. Prester. Non credi che vedi tempo a fare domande, scumo. Ma manco di un minuto mi insegnò. Piacere? Possibile? Oh, no! Se ve ne su cui investigare su cui stare in presta, la stessa siga hanno scritta mi insegnò spaccata. E mi insegnò spaccata, come? Ti ha spento la luce? Mi lasci! Che tocca, che tocca! Restate fermi, nessuno si muove dal proprio posto! Ha ragione! Ferme! Che scherzo stupido! State zitte, zitte!
è morto. Una fra noi mente. È chiaro, una di noi conosceva benissimo quell'uomo, tanto da ucciderlo. Chi? E perché? Ma chi ha acceso la luce? Io. Perché mi guardate così? Perché chi ha spento la luce è l'assassino. Ma io non ho spento la luce, l'ho accesa. Perché ha acceso la luce? Beh, mi è venuto naturale, a un certo punto mi sono alzata e ho acceso la luce, dato che è casa mia. Appunto, è casa sua. Per lei potrebbe essere stato altrettanto facile spegnere la luce senza dare troppo nell'occhio. Perché avrei dovuto spegnere la luce? Per estrarre la pistola che teneva nascosta! Perché avrei dovuto tenere nascosta una pistola? Per uccidere quell'uomo! Perché avrei dovuto uccidere quell'uomo? Perché continua a chiederlo a me, lo chiedo a lei! Il fatto che Angela abbia acceso la luce non vuol dire proprio niente, anche perché c'è un altro interruttore, lì. Già, anche lei, se non sbaglio, conosce la casa alla perfezione. Io? Sì, lei ha invitato quest'uomo a casa della sua amica. Lo ha ucciso. Fermo! Non tocchi nulla. Ogni dettaglio potrebbe essere un indizio importantissimo. Lei potrebbe averlo ucciso. Sì, tutte noi abbiamo visto che reazione ha avuto quando quell'uomo è entrato e si è presentato come un investigatore. Lei temeva di non essere più lei appunto ad investigare, quindi l'ha ucciso. Assurdo, assolutamente assurdo. No, non l'ha fatto. Potrebbe essere stata lei a scenare tutto questo. Senta, se qui c'è qualcuno vestito a lutto, quella è lei. E quindi si levi, per favore, mi faccia esaminare minuziosamente la scena del crimine. Ma scusi, che cosa fa? La sigla di CSI, prego, prosegui con me. Scusate. Io credo che dobbiamo chiamare la polizia. La polizia! Ma come polizia? Cosa me ne faccio di un cadavere in salotto? E cosa diciamo alla polizia? Oddio, La verità? No, La verità? Che lo sconosciuto si è presentato a casa sua e poi è stato ucciso? no, andremo tutte in galera. Ma no, non diremo che è stato ucciso, diremo che è gravissimo. Capiranno che gravissimo però vuol dire morto. È vero? Allora, diciamo che è grave. Ma capiranno che non vogliamo allarmarli con gravissimo. Dobbiamo dire che non sta bene. Ma è possibile? Uno che non sta bene al punto da chiamare la polizia vuol dire che è gravissimo, cioè morto! E allora diciamo che non sta benissimo. Oh, sentite, ma se una persona non sta bene, che sia grave o gravissima, non dobbiamo chiamare la polizia, ma l'ambulanza, semmai. Ha ragione. Scusate, non è tanto il non bene o non benissimo, quanto il fatto che sia uno sconosciuto. Beh, non mi pare proprio uno sconosciuto. Si è educatamente presentato prima di morire. Vero? Sì, quindi è un conoscente, cioè un conosciuto. Sì, quindi possiamo dire che è sopraggiunto un conoscente che non sta bene. Ma quando un conoscente non sta bene si chiama il medico e siamo punto e capo! E allora cosa diciamo? Diremmo così, un nostro conoscente sta benissimo. Giusto. La cosa migliore. Dai, siamo tutti d'accordo? Sì, allora chiamiamo. Telefono io. Sono la più competente in materia. Pronto, polizia? Sì, buonasera, sono Maria Teresa Longaretti. Sì, per gli amici Terry. Senta, io sono qui con un gruppo di amiche. E volevamo informarvi che è venuto a trovarci un nostro conoscente, sì, un conoscente che sta benissimo, ottimamente, in gran forma. Sì, anche a lei e famiglia, salve, sì. Ben fatto? Bene. Brava, a posto. Se vogliono capire, capiranno. Sono perfettamente d'accordo. E adesso che facciamo? Adesso dobbiamo capire chi di noi ha ucciso signor Presta. Direi che prima dovremmo scoprire chi era il signor Prostamol. Che intendevina?
intendo dire che dobbiamo scoprire qualcosa di più sulla vittima, dato che non sappiamo nulla dell'assassina. Tranne il fatto che è una di noi. E che cosa intende fare? Intendo perquisire il cadavere. Prego, mi aiuti. Grazie. E voilà! Che cos'è? Un portafoglio? Mi faccia vedere. Ah, niente impronte. È vuoto? Come vuoto? Controlli bene. Ma se vi dico che è vuoto, è vuoto. Un biglietto da visita. Che strano, solo un biglietto da visita? Giovanni Prester, investigatore privato. E c'è un numero di telefono! È tutto molto strano. Sapete, anche le bruciature sul colletto sono... Prego! Io provo a chiamare questo numero. Sì. D'altronde non ha il telefono addosso, sarà il suo numero. Beh, magari risponde qualcuno. Proviamo. E mentre voi telefonate, io mi accingo ad effettuare l'autopsia sul cadavere. Cosa? Beh, è naturale, bisognerà pur farla. Per fortuna porta sempre con me il kit completo per una bella autopsia. No, scusi, lei vorrebbe farla qui? Se vuole possiamo anche andare di là in cucina, ma mi pare di cattivo gusto. Fa tanto scannamento di capretto. Spengo! Posso? Spengo! Vado! Qualcuno la fa! Prego, sto per finire! Lei provi solo ad avvicinare quel bisturi a quel cadavere e io urlerò così forte, ma così forte che non solo arriverà la polizia, ma anche i pompieri, la guardia di finanza, la guardia forestale e i NAS! No, adesso mi deve dire perché, ma mi permetti l'azione. Perché mi sono immaginata questo stuolo di uomini divisi a rompere nell'appartamento E dato che non mi avete permesso di compiere una regolare autopsia sul corpo della vittima, mi volete dire come facciamo a scoprire chi di noi ha ucciso il signor Pustertal? Preste! Si chiamava Preste! Scusi, Terry, lei prima ha detto che chi ha spento la luce è l'assassina. È una deduzione logica. Le cellule grigie, mademoiselle, soltanto l'omicida aveva l'interesse a restare al buio il tempo necessario per uccidere. Su questo siamo tutti d'accordo, no? Sì, ma io non ho spento la luce. Chi è stato allora? Appunto, dobbiamo scoprirlo. Perché chiunque sia stato, È la stessa persona che ha messo quell'annuncio su internet che ha tirato qui quell'uomo! E che poi l'ho ucciso! Rendendoci tutte complici di un omicidio. Ah, io non ho ucciso nessuno. Lo è finché non scopriremo la verità. Sì, ma come facciamo a scoprire la verità? Bisogna capire chi di noi ha prima premuto l'interruttore, poi il grilletto. stavo giusto pensando a questo. Secondo me, un modo c'è. Quale? Ricostruire con estrema precisione i movimenti che ognuna di noi ha compiuto in questa stanza. Oh, ridicolo! Il metodo più banale che io abbia mai sentito! Ma Terry, Qui allora, ci troviamo di fronte a un omicidio studiato nei più piccoli dettagli e preparato minuziosamente. L'assassino ha previsto ogni mossa. Cosa possiamo fare allora? Per scoprire chi di noi ha spento la luce e quindi agito, esiste un solo metodo. Quale? Ricostruire con estrema precisione tutti i movimenti che ognuna di noi ha compiuto in questa stanza. ma è esattamente la stessa cosa che ho detto io. Senta, lei è tanto una cara ragazza, però ogni tanto ha queste manie di protagonismo. Allora siete d'accordo? È un'idea! Sì, dai, facciamolo, sì. Non sarà facile comunque, è successo tutto rapidamente. Dobbiamo essere estremamente attenti a ricostruire ogni minimo particolare. E tanto più riusciremo a costruire i movimenti in questa stanza. Tanto più una di noi dovrà mentire. Perché esiste un microscopico lasso di tempo in cui una di noi ha spento la luce, si è avvicinata alla vittima, ha estratto la pistola e ha colpito! Da dove possiamo iniziare? Al buio, com'era possibile vedere la vittima? Sì, infatti. Sì, al buio era possibile vedere la vittima, quindi si dovranno essere avvicinate in qualche modo. No? Suppongo che l'unico modo sia stato toccare la vittima. Sì, era il solo uomo presente ed è stato facile per l'assassina toccarlo, appurarne l'identità e ucciderlo. Vi ricordate?
andata via la luce, si è sentita distintamente fra le varie urla la voce del signor Bretzel che diceva che tocca, che tocca! È vero! Sì, ma io non l'ho toccato, Oh, l'abbiamo capito, però dobbiamo essere estremamente precise. Oh, dietro questa vicenda c'è qualcosa di geniale. Di diabolico. Da dove iniziamo? Dal principio. Ok, allora, dove la Buonasera, sono Maria Teresa Longaretti per gli amici Terni e più che verrà l'omicidio. Lei è pazza. No, questo lei me l'ha detto dopo. È vero, Angela, vi ho detto dopo. No, gliel'ha detto prima. Ma scusi, lei come fa a sapere che non era ancora arrivata? Senta. Sentite, non possiamo ripartire da Adamo ed Eva, anche perché Adamo è morto. Ha ragione. È troppo. Allora, ditemi cos'è accaduto poco prima del buio. Quell'uomo mi ha aggredita, mi ha costretto a sé, mi ha palpata, mi ha colpito col suo volgare palpeggio, un danno altro e poi sono arrivati i pompieri, la polizia, i NAS. No, grazie, è un orgasmo questo. Come eravamo disposte nella stanza in quel momento? Allora, io ero qua e sono rimasta qua. Io ero qui. Sì, io invece ero in piedi qui. Io ero esattamente qui e il signor Presley. Sì, io invece ero qui e il signor Prester lì. Ok, Sì, eravamo sì, qui, eravamo lo ricordo. Allora lei, signorina, comincia ad urlare. Mi lasci, noi andiamo a salvarci. Sì, andiamo a prendere e la portiamo qui. E io non mi sono mossa da qui. Però aspettate, lei non era a terra. Ma poi si è alzata! Ma tu mi hai detto che era te. Ma poi si è alzata! No, avevamo detto che era a terra. Ma poi si è alzata! E a un certo punto mi sono alzata, va bene? A quel punto stiamo arrivando al punto. E a questo punto del punto cosa è successo? Il signor Prester disse qualcosa. Io lo interruppi. Erano pochi secondi all'ora dell'omicidio. Sì, ma non era qui con noi. No, lei era più avanti qui e si è spostata al centro lì. Sì. Giusto? Questo significa che io non potevo spegnere la luce. Il cerchio si stringe. Chi è stata? Qualcuno di noi deve pure aver avvertito qualcosa. Ma alle volte bisogna avere un po' di più tempo per capire quello che si è percepito. Allora, al mio 3, lei spegnerà la luce. Pronte? No, è pericoloso. Al buio. L'assassina potrebbe uccidere. Signore, state calme, per favore. Non saremo al buio. Ho una torcia. Proviamo quella torcia. Ecco, anzi due, queste quelle di riserva. La vuole qualcuno? La mia me. Dovrei averne anch'io una. Io ne ho una qui. Bene, allora siete pronte? Sì, dai, sì. No, un secondo, non trovo la mia torcia. Eccola. È una torcia multiuso. Allora poi mi dice dove la strada. Siete pronte? Oh, dai, su. Dobbiamo essere estremamente ben concentrate. Bene, al mio 3. 1, 2, 3. E adesso? E adesso attenzione, dobbiamo ricostruire ogni minimo particolare, anche il più insignificante. E soprattutto ricordatevi chi avevate accanto. Se saremo bravi, un piccolo tassello non tornerà al suo posto. Allora, io ricordo che dissi qualcosa, però poi rimasi immobile qui. Sì, io ero accanto a lei. Oh sì, me lo ricordo, mi stringeva il braccio. Io vi dicevo di stare calme ed ero esattamente qui. E io non mi sono mossa di qui. Io invece sì, mi sono mossa e sono corsa di là e sono salita in piedi su questa sedia. Ecco, punto primo perché si è mossa, punto secondo perché è salita coi piedi sulla mia sedia. Mi è venuto naturale. Ma quale sedia? Questa. Poi, un istante dopo, lo sparo. E dopo lo sparo, due mani che mi toccavano. Dopo lo sparo. Ne è sicura? Sì, dopo lo sparo. E dopo lo sparo io mi sono messa ad urlare e sono venuta di qua. Oh sì, anch'io. Io mi sono subito nascosta qui dietro.
E io invece mi sono nascosta qui. E poi cosa è successo? Niente, a questo punto il signor Presto era morto. E allora io mi sono alzata e ho acceso la luce. Qualcosa non è andata così. Deve esserci qualcosa di differente, qualcosa di mancante. Come nei giochi di enigmistica, sapete? 2 riquadri. Uno racchiude quello che vuole farci credere l'omicida. L'altro, quello che è successo realmente. Sì, ma qual è il dettaglio mancante? La verità continua a sfuggirci. Aspettate un attimo. L'unica persona che era accanto alla vittima al momento dello sparo era lei, Terry! È vero? Io? Sì. Quando era qui a guardare l'orologio, lei era accanto a Presto. È assurdo! È ridicolo! No, non è assurdo. Ma se lei ha sparato, chi ha spento la luce? Potrebbe avere un complice che ha spento la luce e lei ha sparato. Sentite, io non conosco quell'uomo, non ho una pistola, non ho spento la luce, non ho sparato! Questa vicenda è priva di significato. Apparentemente, quando non si riesce a capire il significato di una cosa, vuol dire che la si sta guardando dal lato sbagliato. Cherchez la femme! Cherchez la femme! Non cherchez la femme! Mademoiselle de Franchise, cercate la donna! Sceglieva sempre la donna, e qui la donna e anche l'assassina! Quindi cherchez la femme! Una donna travolta da più inattesi, sconvolgenti avvissi della propria natura, tanto da uccidere. Scusi, come ha detto? Tanto da uccidere. No, prima! Una donna travolta dai più inattesi, sconvolgenti avvissi della propria natura, tanto da uccidere. Oh mio Dio! Ho capito! Ho capito! Ha capito chi è l'omicida? No, ho capito! Ha capito cosa è successo? No, ho capito! Ha capito che aspetto la luce? No, ho capito! E che cazzo ha capito, scusa? Ho capito il movente. Il movente! Signore, quest'uomo è stato vittima di omofobia. Sì, perché in una serata, appena ce n'è uno decente da solo, o è froccio o è impotente. Matematico, lo sanno tutte le donne. Ma cosa sta dicendo? Sto dicendo, avete voluto l'emancipazione femminile? A questo ci siamo ridotte. Vorrei tornare ai matrimoni combinati. Preventivamente. Grazie. No. Scusi, che cosa fa? Sto pensando. Sì, era un dritto, due rovesci. Mi scusi signorina, può continuare lei però e andare avanti con lo stesso ritmo che altrimenti impazzisce come la maionese. Allora. No! Mi dia il tempo di imparare. Cosa avete capito? No, mi riferisco al delitto qui tutta la rovescia. L'unica cosa sicura è questo cadavere qui. Togliere questo cadavere, mi sta macchiando tutto il divano! Fate qualcosa! Ci penso io. Forza. Forza, lei lo prenda per le gambe e lei per le braccia. Per le gambe e per le braccia. Subito. Ok, forza, su, prendetelo. Avanti, non abbiamo tutta la sera? Molto bene. E adesso sollevatelo. Ok, e adesso giratelo, sì. E adesso un po' più a destra, sì, un po' più a destra. O un po' più a sinistra. E rinculi. Molto bene. E adesso con grinta. Tirate, forza, tirate! No, spingete. Usate il plesso solare. Inspirate. Ed espirate. E adesso di nuovo. Tirate. Spingete. Respirazione ayurvedica. L'energia, sentite l'energia che arriva. Adesso tirate, forza con grinta, spingete. Adesso sentite i piedi come radici di alberi. Spirate. E adesso di nuovo, spinga.
me che dobbiamo scoprire chi di noi ha ucciso il signor Prison Collinese nel ciuffo! Peste! Si chiamava Peste! Scusate, e se si fosse suicidato? Deve essere un pazzo mitone che ha voluto fare le cose in modo totale ed è venuto qui. Ha scelto un indirizzo a caso? È venuto qua e si è suicidato. Beh, potrebbe essere tra tutte le ipotesi la più meno strampalata. Anche se non c'è traccia di polvere da sparo. Come? Ho detto che non c'è traccia di polvere da sparo. Come sarebbe a dire? Sarebbe a dire, signorina, che pare non sia stato esploso alcun colpo di pistola. Il colpo di pistola c'è stato, lo abbiamo sentito tutte. Potrei anche sbagliarmi, ma è molto strano. Beh, tutta questa faccenda è molto strana. L'ipotesi del suicidio, certo, è possibile. Ma come dice Poe, troppe coincidenze, mademoiselle. Troppe. E cosa dicono? Che stiamo arrivando al punto. Stiamo per svelare il filo conduttore, il fil rouge che unisce la vittima a uno di noi. E qual è? Lei lo sa? Beh, direi che ora abbiamo diversi fatti su cui poter ragionare. Quali? Primo, l'omicidio è stato preannunciato. La vittima sapeva che qui avrebbe incontrato il suo assassino e infatti si è presentato solo con un biglietto da visita. Secondo, l'assassina è arrivata, ha toccato la vittima e poi ha sparato. Terzo, Ma se lei ha appena detto che non c'è traccia di polvere da sparo, ma poi le bruciature sono così strane. tutti questi fatti esposti così a caso sembrano non voler dir nulla. Ma questi stessi fatti, posti nella giusta sequenza, ci sveleranno l'identità dell'assassino. Sì, e chi è? Potrebbe essere la nostra gentilissima padrona di casa. Oppure potrebbe essere Emma, l'amica. Oppure potrei essere io. Oppure potrebbe essere la signorina. Oppure potrebbe essere Edna. Edna? 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 Oddio, che cosa ha visto? Ma non sei timida, parli? Sì. No, non riesce a parlare. Cioè, allora lo mimi? Dai, allora. Quante vai, parole? Vai. Quante? Tre, Vai. sì, la prima. Andiamo prima. Su. Ma cosa sta facendo? Sfila. Sì. Milano moda primavera estate quest'anno già lo va fortissimo. No, dai. Guarda come si può. Meglio, dai, Noi siamo. vediamo. Vai. Siamo al capo delle Valchirie? No. Dai, di nuovo. Sì, la cavalcata delle Valchirie morte. Ma che film di merda è? Dai, ricominci, vai con la prima. Edna! Poi dai, di nuovo, la seconda. Ok? Ho capito. Cavalca il morto. Volete dirmi che Edna è di là, sul mio letto, che sta avendo rapporti sessuali? Sì, Lei è una pervertita, depravata, schifosa. Quell'uomo è suo marito. Ah, lo sapevo. Lui l'ha lasciato, lei lo ha invitato qui, lo ha ucciso poi nel caffè. Sì, esattamente, quell'uomo è mio marito. Però si sbaglia sul piccolo particolare. Salve! Cosa? Uomo che parla, morto che parla. Mi devo assolutamente giocare domani mattina. Ma lei non è morto? Ma che morto? Io sono vivissimo! Allora perché tutta questa messa in scena? Oh, sentite, voi non siete sposate. Si sa, dopo anni di matrimonio cala il desiderio. E a mio marito questa cosa dell'omicidio, la vittima, il mistero. Mi piace, si eccita così. Non che la cosa mi diverta. Ma che ci posso fare? Tra il lavoro, la casa, i problemi, la
pronta. Grazie. Spero non abbiamo disturbato troppo. Angela, dimenticavo. Mi faccio sapere il conto della lavanderia e non si preoccupi, è sangue finto. E le lascio il mio biglietto da visita. Dove vuole che glielo appoggio? Qui, ecco, qui. Grazie a tutti, grazie. Grazie, siete state magnifiche. Come stasera, mai. Arrivederci. Non ho parole. Io l'avevo detto che non c'era traccia di polvere da sparo. Sì, ma lei aveva anche detto che non è morto. Ma io sono una detective, non un medico legale. Non posso crederci. Comunque è meglio per lui se poi alla fine era vivo. Anche se tecnicamente un morto ci voleva per un omicidio, ma insomma ci siamo divertiti lo stesso. Sì. Emma, le lascio il mio biglietto da visita. Così una volta ci sentiamo, andiamo a cena e raccontiamo di questa bella serata. Sì. Un altro uomo nella mia vita che prima mi seduce, poi mi abbandona. Ed ero un mare spasato. Come si possono calpestare così i miei sogni? Credo sia arrivata l'ora per me di tornare a casa. Aspetti che scegliamo assieme. Ah, Angela, lei è una padrona di casa formidabile, gentilissima. Ho lasciato il mio numero a Emma, così una volta ci sentiamo, facciamo quattro chiacchiere, eh? Buonasera. Mi faccio passare i numeri da Terry e buona serata. Che spadata! Me ne stavo andando senza nemmeno presentarmi. Alessandra, piacere. Piacere. Comunque, Terry, lei è stata veramente brava. È riuscita a capire che il colpo di pistola era finto. Sa, mi sono rifatta la trama di Sfida a Poirot, dove erano stati sparati 2 colpi di pistola. Se non sono proiettili, si figuri. Comunque, è stata veramente bravissima. Nessuno si è accorto di come abbia spento la luce. Vabbè, niente uscita, niente cinema, niente. Vabbè, prendo le mie cose e ci vediamo un altro giorno, dai. Oh, ma Angela, non è poi così tanto tardi, no? Potremmo uscire, andiamo a berci una roba. Ok, ho capito. Facciamo un altro giorno. Vabbè, noi ci vediamo domani, eh? Ah sì, domani sera devi di smuoverti un po', perché io un'altra serata a casa, così non la passo. Ciao! Sì,